Santuario del suo miracolo, benvenuti a Bitti per festeggiare insieme alle leve del 95, dell'85 e dell'80 questa serata che è poi la serata più importante, la serata della tradizione, la serata della cultura, la serata delle radici identitarie, dall'Iglesiente sino al Sassarese, protagoniste tante associazioni, tanti gruppi folk che portano in dote quelle che sono l'essenza culturale di ogni comunità che viene ospitata stasera a Bitti. Io direi di fare un applauso a chi ha organizzato questa serata, glielo facciamo alle tre leve, grazie, 95, 85 e 80. Ed è un viaggio quindi, un abbraccio insieme a chi stasera riuscirà e lo farà molto bene attraverso quei gesti che arrivano da lontano ma che grazie ai ricambi generazionali riescono sempre ad accendere una luce, la luce del passato che è anche presente ma vuole essere soprattutto il futuro, ed apriamo quindi convinti con questa bella formazione che nasce nel 2000, quindi 25 anni di storia, a raccontare le bellezze culturali legate all'abito femminile, quello maschile, legato al suono dell'organetto, legato ai balli della conoscenza. Accogliamo quindi con un applauso il gruppo di casa, la comunione, la comunità di Bitti attraverso il gruppo folk Sabitta. Eccoli qua, buonasera. E buonasera anche a Carlo Boedo, non è solo il nostro fonico stasera ma è anche l'organitista, il suonatore che accompagnerà, intanto va a ritmare quei tempi antichi del gruppo folk Sabitta attraverso i primi due balli che sono Serio, Dillu, e la festa è qua al Santuario del suo miracolo. Benvenuti.
memoria si instaglia questa bellissima comunità bitese attraverso la storia stessa che dura e va avanti da 25 anni del gruppo folk Sabita, ma ringraziamo anche Carlo Boedu che ha accompagnato alla grande con i suoi tocchi di magia dell'organetto diatonico i due balli del gruppo folk Sabita. Grazie. Viti e passione, una passione che attraversa secoli e secoli di vita. Siamo anche all'interno del borgo deputato al canto a tenore, il bellissimo canto di Viti che è stato esportato in tutto il mondo, in ogni angolo del nostro pianeta. Beh, non è arrivato solo alla Luna, però evidentemente ci sono tutti i presupposti per far sì che anche il canto a tenore venga apprezzato e viene apprezzato lontano da questi confini, lontano dalle mura domestiche, e lo è da 30 anni grazie a un tenore che riesce a regalarci quelle bellissime suggestioni che poi sono anche delle emozioni. Un nome molto importante, un nome molto forte per la comunità bitese, porta il nome di uno scrittore che è Michelangelo Pira. Loro se lo sono riportati alla sarda perché in sardo si canta, in sardo si pensa, in sardo soprattutto si vogliono regalare, come dicevo prima, queste belle emozioni attraverso l'interpretazione del tenore Michelangelo Pira. Eccoli qua. Buonasera, siamo vostri ospiti e vi ringraziamo di questa genuina, sana ospitalità che accompagna comunque il paese di Biti da sempre, sin dalla sua nascita, come il canto vecchio che nel 2005 è stato insignito da una branca dell'UNESCO come bene intangibile dell'umanità. Ebbene, tra questi protagonisti c'è da annoverare anche il tenore Michelangelo Pira. Prova. Eccolo. Facciamo un canto esterno una canzone che ha composto per Nostra Signora su Miracolo Remullo Pira e su 66. Maria chi pro gloria e pro fama unici mizzatito lo sta andando a ogni male asa una medina chiamata universale ti reina che ogni male vegina suna scarpedo in sacco
t'esalta dai faeddu, ti sculpiti in coluna si scalpeddu e t'esalta faeddu, colda e pinna. In capitolo e inviti ti chiamo, ti dà su mezzo titolo, ti chiamano Maria de su miracolo e ti chiamano Maria de su chi pro gloria e provama unici misati tu lo standado t'esalta de faeddu ti sculpi si colonna si scalpeddu e t'esalta faeddu colla e pinna intera in bronzo marmo preda l'ellina catu ti chiamano Maria de su miracolo ti chiamano Maria de su miracolo. A cantarnos. La magia e mistero, il canto a tenore del quartetto Viali Lupina. Grazie Bachisio, grazie a voi, sempre alla grande. Fa piacere quando sui palchi di Sardegna si possono ospitare gruppi, tenores, associazioni che portano al loro interno il cuore e l'anima delle loro comunità che spesso a volte si vengono a privare anche di quelli che sono i motivi identitari basilari, e cioè il ballo da piazza. A Gonnesa il ballo da piazza era scomparso addirittura dagli anni 30, doveva servire quindi una scossa forte culturale che
che arriva nel 2012 grazie a questa associazione culturale stessa che andremo tra qualche istante ad ospitare qua su questo palco su Miracolo. Un'associazione che riesce anche a recuperare attraverso una ricerca storico-scientifica gli abiti femminili della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, ma anche alcuni abiti maschili, quindi associazione culturale stessa che si pone come obiettivo la diffusione, la salvaguardia, ma anche quello di riuscire a coinvolgere tante persone, perché un gruppo folk ha bisogno anche del suo ricambio generazionale per poter continuare nel suo cammino, continuare nella sua storia. 5.500 abitanti, molti dei quali da allora, da quel 2012, si dedicano anima e anche corpo a quelle che sono queste belle salvaguardie, queste belle diffusioni. Quindi noi accogliamo con un applauso e lo facciamo ben volentieri Associazione Culturale Gruppo Folk Sant'Andrea di Golmesa. Buonasera. Annalisa Pillicco, l'organetto diatonico, che stasera ho scoperto essere anche allieva di un grande fisarmonicista che è Bruno Cametta. Quindi che bella questa storia che nasce solo 13 anni fa, ma che comunque vuole andare a rinvertire quelli che erano i fasti di una gonnesa che viveva a 360 gradi di una cultura che grazie all'Associazione Culturale Sant'Andrea va a rivivere anche con i segni identitari del ballo. Il primo, Ballusardo, a Sagampidanesa, Sant'Andrea, Gonnesa.
Grazie. E grazie ad Annalisa Pellico. Come secondo ballo ci propongono un ballo e brazza a Samoda Meurreddina, che è il ballo tipico dell'area sulcitana, ed è un ballo che viene eseguito senza coreografie. Ecco, come veniva eseguito, veniva ballato nelle piazze durante le feste di carnevale e tante altre feste, dove gli abitanti di Gonnesa si tuffavano all'interno di questa cultura che, come ricordavamo poc'anzi, stava andando piano piano a finire nei meandri del dimenticatoio. Invece poi l'associazione culturale Gruppo Folco Sant'Andrea ha pensato bene di andare a rivisitare, ma soprattutto a rimettere in moto quella macchina culturale che è di basilare importanza per tutte le nostre comunità. Sant'Andrea, ancora.
Gonnesa celebra la sua anima più autentica con l'associazione culturale, con il gruppo Folco Sant'Andrea, che ringraziamo tantissimo per questa bella quanto autentica e tipica testimonianza che arriva dall'Iglesiente, quindi non è che siamo esattamente dietro l'angolo, abbiamo percorso chilometri per dare veramente questo forte segnale di vita di questa associazione culturale che insiste ed esiste, ma soprattutto respira da ben 13 anni. Vi fate un applauso anche alla giovane Annalisa Pellicu. Auguriamo una bella e luminosa carriera anche all'interno di questo mondo del folklore e della cultura sarda. Vitti saluta Gonnesa. Bravissima!